Risarcimento per tutte le persone coinvolte nel dissesto di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e istituzione di una task force di magistrati per impedire che si ripetano queste situazioni. È questo l'esito dell'incontro fra deputati e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle con membri delle associazioni, tra cui quelle per la giustizia dei risparmiatori, Adusbef e Coordinamento Don Torta, l'avvocato Andrea Arman. Viene fuori una ferma condanna del decreto perché in spregio a quelle che sono state le regole costituzionali e di diritto positivo che sino ad ora hanno disciplinato la vita all'interno della Repubblica. La volontà di continuare nella lotta in difesa dei diritti dei risparmiatori che sono stati condotti a questa situazione di fallimento attraverso un'operazione durata 24 mesi pilotata dal governo e dal Fondo Atlante. Abbiamo trovato l'accordo sulla richiesta di un fondo a tutela di coloro che sono stati vittime di reati finanziari e bancari e la richiesta di sapere chi siano coloro, grandi debitori e non imprenditori che abbiano perduto perché la loro azienda è andata male, ma chi siano coloro fra gli speculatori, fra i finanziari che non hanno restituito i soldi alle banche venete e quindi ne abbiano causato il dissesto, e come vorremmo che venisse estesa anche l'attività di indagine al ruolo assunto nei 24 mesi di amministrazione del Fondo Atlante dai vari amministratori. Queste sono le richieste che sono uscite in questi giorni assieme ad una richiesta al governo di potenziare la dotazione di magistrati al Veneto in maniera tale che i reati commessi non cadano in prescrizione. L'obiettivo era principalmente quello di evitare la trasformazione in legge del decreto banche, ma le associazioni ben sapevano essere impraticabili, visto che il governo ha messo la fiducia sul provvedimento tagliando così ogni emendamento e lasciando invariato il decreto per salvare i due istituti. E adesso cosa succederà? Noi puntiamo sull'onestà, crediamo che in questo Stato fra i popoli italici ci siano ancora moltissime persone oneste che vorrebbero vedere amministrato il Paese correttamente. Questo è un decreto che va contro gli interessi dello Stato, va contro gli interessi dei cittadini. Confidiamo che ci siano uomini in tutti gli schieramenti che abbiano il coraggio di dire no ad un atto che è un atto di prepotenza inaudito, che creerà delle conseguenze drammatiche nel futuro sia in termini applicativi che come precedenti.